Del Tugurio, finalmente, dove ci aspetta Ciro Rigione. Guarda quanto si belli in Tugurio. Buongiorno. Sei troppo bella, sai. Buongiorno. Sì, allora Ciro, qua siamo così, insomma, lo so, molto bene, molto bene. Non possiamo fare a meno di essere goliardici. Ci mancava solo Icca, diciamo. Diciamo che ci mancavi solo tu. Io lo so, tu adesso all'inizio sarai un po' intimidito, poi tra un quarto d'ora so che ballerai. Ecco, ti stai mettendo in scurna. Sì. Sì. Senti, subito una cosa per te: sono innamorata di Ciro Rigione e anche del Napoli. Baci Valentina Rigionaria. Insomma, sono innamorata. Che effetto ti fa quando ti dicono sono innamorata di te, Ciro? Voglio dire, è una cosa bella, ma penso che... Pensaci. Non è Ciro. Mi porta un pochettino di... Ti emozioni. Poveretto, voglio dire. Come poveretta? Ma perché poveretto? E chi si va a innamorare? Te ne rincella tu che era bello voglio. Sì, ma al di là di questo, poi insomma col tempo, sai, serve più il carattere e la personalità. Certo. L'amore che loro provano verso di me penso che non sia un amore fisico, no, è un amore di affetto, ma anche musicale, no? Certo. Che poi tu magari loro si rispecchiano molto nelle canzoni, perché io ho sempre cercato di comporre pezzi che magari, ecco, prevalentemente nell'amore. Sì. Magari i ragazzi si possono, noi ragazzi, tutte le coppie, perché io faccio i pezzi che si possono rispecchiare anche persone che hanno magari 50 anni di vita insieme, di matrimonio insieme. Io ho sempre invidiato i cantanti perché con una canzone riescono ad abbracciare veramente tante persone. Voi avete una forza tra le mani che è una cosa, no? È vero, impressionante. Insomma, io per abbracciare un sacco di gente devo parlare qui 10 giorni. Posso raccontare in un minuto com'è nata Chi va pazza per te? Vai, dai. Io avevo fatto nel disco precedente una canzone che si chiamava Picchiagna fa. Sì. E molte ragazze diceva: guarda Ciro, è bella quella canzone, io mi sono lasciato con il mio ragazzo e so che è lui, perché la notte mi chiama, sì. E mi fa ascoltare stiamo nel cuscino perché lo voglio. Allora questa cosa mi è successo più di una volta, è stata raccontata più di una volta. Io devo dirti la verità, mi misi là e pensai di fare una cosa per livellare un pochettino questa sofferenza che avevano solo le donne. Anche gli uomini soffrono per amore, e quindi feci questo pezzo, Chi lo va pazzo per te, dipende sempre. Ecco, canzone unisex. Se ti chiama, vuol dire, se ti chiama la notte e ti mette questa canzone, vuol dire che ti ama ancora. Certo. E da qui nacque poi l'idea di Chi lo va pazzo per te. Bene, allora, buona idea. Ciro Rigione versus Ciro Rigione, Chi la va pazza per te, rispondi tu con una canzone tua. Grazie. E rimaniamo nello stesso disco. Quando tempo ci aspettare per mi mettere con te, quanta volta ci pensavo, non c'è te a me, ma stasera stiamo insieme in da macchina a parlare, piano piano sto te passa, pure tu ti metti scuro e non riesci a me guardare, poi tirando sui capelli ti fai più vicino a me. Mentre la tua camicetta si sbottona sempre più, piano piano la mia mano scende giù. E qua comincia a te studiare, la prima volta ma per te, tu stai tremando come che, ma male non ti voglio fare, ti voglio solo accarezzare, e se tu possa aspettare la divinità per davvero, sì, una doccia fredda e passerà, sa da studiare, sto desiderio sta con te, ma tu non mi fai fermare, mi continui a carezzare, e stringendomi più forte, ma sei tu che cerca a me, e poi continui a te spogliare. Che sensazione camera, vederti nuda a fianco a me, un solo corpo simile a te, io con te, tu con me, sempre a te.
Allora, bellissima, mamma mia. Bellissima. Voglio rispondere io, Ciro Rigione versus Ciro Rigione, con una canzone che mi piace da sempre. Mi ricordo, mi regalò il disco, eravamo a Gragnano una sera e ci incontrammo. No, eravamo tra l'altro in un ristorante molto chic, non è una questione di Panuozzi, e lui mi diede questo disco e nel disco di cui parlo c'è questa canzone qui, Grazie, che è un pezzo che adoro. Devo dire la verità, canta Ciro Rigione. Bella questa. Cora mia. Come mio mare, sti capelli biondi, il tempo con a te non è passato, mi domandi come sto e ti domando a te, ma tu sei assai più bella e tanto tempo fa, io che mi immaginavo, che mi passando a capo, io ti incontravo un'altra volta, tu mi hai fatto ricordare, io sto 10 anni fa, mi regalai sto cuore e chi ti può scordare. Cuore mio, tu sei stata e sei vita mia, quanta volta ci ho chiesto a Dio, per favore fammi incontrare. Cuore mio, stai curata ma colpa mia, ma se tu fossi stata mia, fossi l'oro da casa mia. Sto creatura come è bella e tale e quale a te, fammi accarezzare un poco, fosse stati più contenti se eri figlia a me, giuro che la verità non mi fa lusinga, che sto soffrendo già, non ti tengo più, e che ti penso notte e giorno, non ha mai più sbagliato, siamo sposati già, e io non mi accontento da vivere vita. Stata e sia vita mia, quanta volta ci ho chiesto a Dio, per favore fammi incontrare. Cuore mio, stai curata ma colpa mia, ma se tu fossi stata mia, fossi l'oro da casa mia. Allora, si chiama Cor mia questa, e poi c'è una frase che è perfetta da postare su Facebook, cioè ma se tu fossi stata mia, fosse l'oro da casa mia, certo. No? Dove dici... Però una cosa molto bella sì. La voglio dire, perché io comunque cerco di stare attento alle parole e alle frasi. Lui ha messo una parola in questa canzone che comunque è una canzone modernissima, Just, bravo, sì. Ma lui ce l'ha questa parola. Lui c'ha questa caratteristica che usa dei termini che sono antichi e che comunque li fa sposare bene con quello che è il carattere di oggi delle frasi, delle canzoni moderne, è vero. Per non allontanarti troppo poi dal nostro Napoleone. Quando mi metti il cufficino, tu li va a tu caffè. Senti, allora, una volta parlando io e Ciro, insomma, io gli lanciai una cosa che è una mia idea, cioè una mia opinione. Me la ricordo bene. Allora, Ciro funziona quando canta le canzoni d'amore sofferenti, non lo so perché, o forse a me piaci quando... Insomma, Ciro Rigione per dare il meglio di se stesso ha da soffrire. Io credo che Ciro rappresenti... Stiamo giocando con gli artisti, diciamo, attempati e stiamo giocando con gli artisti di oggi. Io credo che Ciro lo potresti un attimino accomunare a quello che è stato, per l'amor di Dio, lui era un cantastorie, però è stato uno dei più grandi della musica napoletana, Roberto Murolo, perché zitto ti ricevi cose. Bravo. Ciro Ricci te le dice zitte, tranquille e serene, ma soprattutto con un quintale cuore. Senti Ciro, ma sei d'accordo su questo fatto che tu hai a soffrire per dare... Ma, certo, voglio dire, momenti di sofferenza, magari uno esprime tutto il sentimento che c'ha dentro, voglio dire. Magari quello che pensi, e lo dici come dicevi tu prima, c'hai questa facoltà voi cantanti, voi autori avete questa facoltà di raccontare delle cose che magari poi arriva come messaggio alla gente. Certo, che abbracciano tante persone. Devi rispondere a Cor mia con una canzone tua. Madonna mia. Forse c'è passato vento rinda sti capelli per far scongiugare. Forse c'è passata pioggia in coppa a sto russetto per far cancellare. Chissà sia così. Ci
voglio credere, un dubbio per mi fa sta male a ci pensare, ma io ti amo, tu per me sei tutte cose, come a dire in una chiesa, non sia mai t'avesse a perdere, ma io ti amo, amo come fai l'amore, amo il seno che io sfioro, senza te non saggio vivere, è colpa ragione sì, è colpa la fantasia, tu non ne dici bugie, tu sei soltanto la mia, ma io ti amo e sarai tu la mia sposa, tutto è pronto pure a casa, ci mancano soli e te. Allora, sai qual è la cosa sorprendente? Che veramente Ciro Rigione sottolinea più di qualsiasi altro un po' il titolo della nostra trasmissione, cioè il mondo è neomelodico. Queste canzoni di Ciro hanno perso l'etichetta neomelodica, cioè non sono più canzoni neomelodiche, sono canzoni e basta, perché hanno un pubblico molto vasto che non è soltanto quello, insomma, di quartiere, o come, che è una definizione bruttissima, no? Il pubblico di quartiere o popolo ruvash, che non esiste, è una roba offensiva, però veramente le tue canzoni hanno superato ogni definizione. E a proposito del Ciro Rigione, in questo caso la canzone che sto per suonarvi non soffre molto, devo dire la verità, però insomma mi ricordi un po', qui non soffre, voglio mettere una cosa recente, non lo so, mi ricordi anche un po' Alex Britti, alza un po' il cursore. Allora, questa è una canzone recente che si chiama L'amore non è logica. L'amore non è logica. Che poi sottolinea quello che diceva anche Gino Da Vinci. Certo. All'improvviso ci sono queste frasi che sembrano un po' fuori luogo, cioè pura nonna mia, sta cosa l'aveva superata, no? Salati, insomma. E invece lui ce la incastra dentro. Ce la incastra bene alla grande. Allora, complimenti a Senti, tutti. volevo salutare, scusami che ti interrompo. Certo. Volevo salutare il mio grande amico, amicone anzi, Enzo Guida e Mario D'Angelo. Ho detto il ribelle, perché lui era un po' il ribelle dei matrimoni. Ecco, tra l'altro Ciro ha scritto anche una canzone dedicata a Mario che mi piace molto. Sì, come faceva? Un pezzettino? Te la ricordi? Che è troppo simpatica. Dove sottolinea una tematica bellissima, dopo ne parliamo. Un pezzo che parlava della mia storia. No, queste sono le cose che succedono anche a me, perché io ma lo faccio apposta, Quando volta giù pensate, ecco qua. faccio salti qualità, Sì. si ci hanno riuscito là, ma pure ci ha già tentato. Ho bussato a qualche porta, io rimedio stavo là, ma hanno detto chiaro, quando la soldi può cacciare. Ecco qua. E poi c'era la storia di Ritornello di Mare. C'è questa tematica bellissima. Io la scrissi questa cosa veramente perché io naturalmente, come tutti gli artisti al mondo, avevo l'ambizione di fare questa cosa di Sanremo e ogni anno mi veniva detto questa cosa, un 99%, il 99% quest'anno farai Sanremo. Sì. L'uno già pensava, dicevo che l'uno per anni. È quello che mi frega. Per quello che mi frega. E quindi poi a un certo punto. Ma chi è sempre uno che ti frega? L'ultima volta stufato proprio da questa situazione che mi dispiace Ciro, non ce l'abbiamo fatta. Allora sai, mi misi in macchina e ritorno da Roma, mi venne l'idea di scrivere, in macchina ho scritto il testo della canzone e la musica, il motivo che mi venne in mente così. Ed è bellissima perché lui adesso ne ha cantato soltanto un pezzettino, nel testo di questa canzone dice io lavoro con Mario lavora con me. Certo, perché Mario veramente uno dice ma te non porti su Sanremo, tu dire tante cose importanti. Io faccio i matrimoni, sono fiero di fare i matrimoni. I soldi li guadagni, quelli spendi là, perché logicamente ci volevano soldi tutti i giorni. Certo, senti, qual è la cifra più grande che ti hanno chiesto per fare Sanremo? Entra Consuelo, entra tesoro, entra. Qual è la cifra più grande? Non si può dire la cifra? Stiamo parlando di soldi. No, voglio dire. Scusa. Diciamo che l'ultima volta che si parlava intorno a 250-300. Ah, va bene, è un appartamento, insomma. Infatti. Ma te lo sei comprato poi l'appartamento? Non me lo sono comprato. Il problema è questo, perché non ho fatto Sanremo, lo dobbiamo dire perché. Sì, perché? Perché non ho fatto Sanremo? Perché io l'idea di mettere soldi per fare una performance televisiva nazionale, voglio dire, non mi veniva, però volevo, sai, mi accontentavo di andare tutti i giorni a Roma, pagavo da mangiare a 20 persone tutti i giorni, pagavo sempre per esempio lo sposo, cioè queste cose qua erano normali, pur che sapevo che la cosa non era
per la quale, voglio dire. E fine, ma come è bello questo orologio, ma questo è un buon sera, no, bellissimo, sai, io me lo sono tolto e ho detto, ecco. Prendilo, te lo regalo. Sì, per questo sei venuto senza orologi? Non mi metti chiuso. Per paura che io ti chiedessi com'è bello questo orologio? No, tengo... Bello, pure io. Senti un po', allora, sono Fiorella, Ciro, mi puoi far ascoltare a prima volta? L'ha cantata prima, da Gino Stivazza Sobuccie, siete bravissimi e bellissimi. Vorrei ascoltare gentilmente Sergio Bruni, che la conta, la faccia mia. Me la potete cantare un po'? Grazie da Raffaele da Catania, saluti a tutta la Sicilia che ci ascolta in streaming e lo fa attraverso il sito di Teleblu, cioè www.teleblu.com. Ciro, sei forte, sei bravissimo. Quanti anni hai che sei sempre così bello? Qualcuno scrive. Anna, non lo dire. Diciamo intorno, basta. Ma intorno alla ventina. Esatto. Antonella da Secondigliano, vorrei ascoltare Ma io ti amo, Ciro, l'ha già cantata. Tesoro, qui è bello, quando partono così sono fantastici. Sì. Tesoro, sei bellissimo e sei bravissimo. Grazie. Maria dalla Sanità. Poi Ciro, sono Maria da Castellammare e ti seguo dal disco Parole e Musica. Ti amo, mi mandi un bacio in primo piano. Mamma mia, da quanto tempo non sentivo sta cosa? Ma aspetta Ciro, per favore, prima vengo quando massime. Scusate, fermiamo la televisione che da tempo che manda un bacio in primo piano. Ecco, non so se si può fare. Un bacione a tutti, siete grandi, un saluto dalla famiglia Massa. Allora, dovresti rispondere all'amore. Mi hanno chiesto ancora di più in televisione a me, sai? Mi vuoi abbracciare un po'? Io facevo questa cosa, arrivavo alla telecamera e abbracciavo la gente. No, mo m'era puta capo. Allora Gino, scusami, dammi le cuffie, togliti un attimo le cuffie, scusate, adesso, visto che questo qui ormai piace a tutti, Gino Da Vinci, togliti le cuffie un attimo, no, ti devi togliere, dammi le cuffie. E dammela, muove, ambressa, avvicinati alla telecamera, quella lì centrale, attenzione regia, e abbraccia tutti, come se abbracciassi una bella donna, abbraccia. Scusate, ci sta smundando un studio, guardatelo, vi sta abbracciando ad uno, stringa, molto bene, magari non cioè, allora devi rispondere all'amore, non a logica. Ciro Rigione versus Ciro Rigione. Ciao amore, come va la tua? Cambiata, solo un po' dimagrita, io sto bene, vivo ancora da solo, ho trovato me stesso con un nuovo lavoro, no, tu non mi manchi, ma per un istante. Non è vero niente, le mie giornate sono senza sole e se ti cerco con la fantasia si fa più grande la malinconia. No, amore, non è vero niente, mi lasciarti è stato un grande errore, ma sento solo come una creatura, come niente sabotato tranquillo. Allora, è un gioco che però ci sta, insomma... Bella, complimenti. Questa è una delle canzoni che tu sei un attimino uscito fuori con la tematica di quella che è la canzone neomelodica semplice, sì. Perché lei ha fatto un pezzo un po' che rappresenta un po' così da lontano, ovviamente, un po' un genere blues. Bravo, complimenti. Bravo, ma tu sei un conduttore perfetto. Ma dovresti andare dalla concorrenza. Allora, mi chiamo... Ci andrò. Mi chiamo Anna Maria e volevo dire a Ciro che è venuto al compleanno del mio nipotino che si chiama Daniele l'anno scorso. Sei grande, vorrei ascoltare Chi la va pazza per te, ciao. Poi grazie, Anna da Monteruscello, la prima volta che abbiamo cantato prima, ciao cuore, sei bellissimo come da sempre, quando un CD come quelli di prima. Ecco, allora attenzione, ecco, guarda, vedi i telespettatori come sono, no? Attenti, e non c'è niente da fare. Allora, quando alla gente dai un'impronta precisa,
poi la gente vuole sempre quella cosa qui, quella stessa, è come se volesse chi la va pazza per te o a prima volta 150.000 volte, no? E tutti gli artisti, poiché questa non è una cosa nuova, me la scrivono spesso, poi giustamente gli artisti rispondono, ma sì, ma noi mica potremmo cantare sempre la stessa canzone, cioè non è che si può cantare sempre ma tu devi pensare che venne un periodo dopo chi la va pazza per te che molti autori cioè, venivano a casa mia, ho fatto un pezzo per te. Ed era chi la va pazza per te? Era chi la va pazza, dici voglio quelle sono indovine che non le puoi indovinare sempre. Certo. Sono indovine? Sì. Madonna, ma come sono magie, Ecco, tu devi andare dalla concorrenza. Allora, questa osservazione la da scritta... domani sarò di là, non ti preoccupare. Allora, sì. Aspettami cappuccino e cornetto gentilmente, se no non vado avanti. Senti Mario, ma un presentatore, un coppia cerimonia, non ti serve uno che da piazzare così a volo, uno che va a fare i matrimoni con Maria. Allora, volevo dire una cosa. Magari. Allora, il numero 331 Mombroglia Capa, 331 778 2872, ci aspettiamo i vostri messaggi, adesso torniamo indietro nel tempo. A proposito di canzoni che si somigliano, no? A prima volta un po' la fidanzata ce l'ha, cioè secondo me la canzone, hai già capito di cosa sto, vediamo se è questa, alza il cursore, grazie. Secondo me questa è la sorellina di A prima volta, canta Ciro Rigione, si chiama Facemmo amore. Ti sei abituato quasi a non innamorare, tu non puoi canare fuori non te la sai, sai come fa male, sì amore se ne va, ma sti cose non sa ce fa. Facemmo amore, perché la vita è bella pure, mentre che il mio cuore sono più belle vasi quando che ne va. Mo ci provo una volta, nasce e cresce bene, distruggendo insieme un male. Facemmo amore, non mi tratta male solo perché soffro ancora, a chi ti va bene nanno che non può che cuore, tiene 18 anni a vita e compagna ancora, fai felice a chi va bene, si ci prova ancora, un amore. Ce la faccio più a parlare, ma tu una da volta mentre stupido passare, mi ripete ancora che non sei sicuro di me, ma con chi che te incavri. La facemmo amore, perché la vita è bella pure, mentre che il mio cuore sono più belle vasi quando chi te va. Mo ci provo una volta, nasce e cresce bene, distruggendo insieme un male. Facemmo amore, Ciro Rigione. Allora, vi racconto chi è Gino Da Vinci. Allora, poiché quando facciamo questi giochi io impongo la presenza di tutti qui perché nessuno deve uscire dalla porta, poiché lui vorrebbe uscire, che cosa fa? Mi ha detto, ma perché a Ciro Rigione non lo fai, non lo metti un attimo in pausa o stai facendo stancare? Tu stai trattando in una maniera Ciro, perché gli altri artisti li tieni qua. Allora Ciro le mise là, hai capito? Ciro non è venuto a pizza. Una bella intervista. Ciro canta, lo so, meno male. Allora adesso, scusate, vi chiedo scusa. Tu cantassi meglio si ti stesse zitto, frate. Allora adesso Ciro Rigione risponde a Facemmo amore. Ma io volevo fare un pezzo che, sentendo questo pezzo... Vedi come è contento di suonare lui. Una canzone che io principalmente l'avevo scritto per una... Che lo fa solo oggi, no? Qual è che mi interessa? Era Ma si tu vuoi? Di Antonio Buonuomo. Vai. Ho fatto questo pezzo bellissimo, bellissimo. Parlando un po', sentendo un po' di pezzi, mi fa piacere lo fa. Vai. Dimmelo tu come ci fa
e non ce la faccio a sopportare. Casero quando torna a casa, dopo che hai fatto con mio amore, non si è manata di a dormire. E quando lui ti vuole toccare, una da scusa le ammentare. Ti prego non mi sento bene, rimane mo' mi gira capo e penso che stai con me. Ma se tu vuoi, ci vado a dire che lui per te non è più niente. Così tra noi non ci sarà un altro che ci ha da privare. Era di Antonio Bonomo, lui scrisse questa canzone per Antonio Bonomo. Mamma mia, che meraviglia. Lui ha scritto un sacco di canzoni che dopo ma tu da quanti anni non senti dire privat? Privat. Cioè privarti. Privarti. Scusate. Privat è napoletano. Si chiama Famore, se ne va, mettiti la cuffia lontano dal microfono, se no fischia tutto. Allora, abbiamo cambiato i fattori di nuovo, c'è Ciro Rigione accanto a me, è seduto al pianoforte, lì nel lontano tugurio della mia stanzetta c'è Gino Da Vinci. Lo inquadrate per favore? Eccolo qua, lo vedete? Te l'ho tolto da vicino. Ecco, è diventato proprio un fatto. No, Ciro, guarda, veramente, ma è diventato, ma io sto facendo il badante, ma tu è vero, cioè, sì. Proprio per far sollevare un po' ecco. Allora, adesso giochiamo e partiamo con il mondo tutto, con le canzoni internazionali che sfidano le canzoni napoletane. Io lo dico spesso, Napoli non ha paura di nessuno e in questo caso né Gino Da Vinci né Ciro Rigione hanno paura di nulla. Serginio, tu sei pronto? Classico internazionale, grazie. Ma questo è un pezzo neomelodico e Barbara mentre cantava neanche lo sapeva che stava cantando. Tra l'altro esiste anche una versione italiana cantata dai Vazzanicchi e lì stiamo veramente rindobuvere con i Vazzanicchi, insomma, canzone scritta dai Bee Gees, tra l'altro. Adesso da Napoli senza paura rispondono Gino Da Vinci e Ciro Rigione. Io non ci credo a tutti sti buci che mi sai dire, però mi fa piacere risentirlo, perché mi guarda, perché non parla, mentre io ti prego e non mi abbandona. Non ti voglio e mi mette paura, che sto lucente, se stanca di me, non ti cerco, e con mille pensieri, ti vado cercando, ti rimane per te. Cercando in tuo cuore un veleno, a me fa più veleno, si s'allontana me. Non ti voglio e mi mette paura, che muore d'amore, che muore per Napoli non ha paura di nessuno, neanche di Barbara Streisand. Prima di andare avanti volevo leggere buongiorno ai veri artisti neomelodici stamattina, un bacio a Ciro e a Gino, saluti da Pina da Forcella dedicate a un brano La mia bimba principessa. Poi sono Valentina da Bagnoli e sono una super fan del mitico e unico Ciro Rigione. Poi non ci sono parole per descrivere un grande artista ed un grande uomo. Ciro sei unico, Flora da Licola. Un bacio, Flora. Ciro sei meraviglioso, grande unico, baci da Pina da Monteruscello. Torniamo al mondo che sfida Napoli, prego Serginio, grazie. E questa è una pietra, l'ho mandata? Sta suonando? Non ho mandato niente, ecco qua, dovrebbe suonare adesso, scusami, ho sbagliato tutto, adesso suona. Ehi là.
Ecco, cioè, se è lui che ha copiato Celentano, No. è una cover quella Una di volta mi Celentano. ricordo c'era un Una- grande artista famoso napoletano, Sì, fece una cover di un pezzo di un grande cantante mondiale, sì, Stevie Wonder. ho capito chi lui- è. Ho capito chi E è. lui ci lo dice di padre e figlio, Ecco, e certo. noi tutti qua di Spirito Santo. Santo, certo. Bene, allora adesso Napoli risponde a Benny King. Cioè, scusami, ti voglio dire Sì. questo, ma c'era molta gente, devi pensare, che diceva, dopo iniziarono poi a sentire questa canzone di Stevie Wonder, dice, ma capite questa canzone di Mauro Nardi? Ecco, bene, tutto a Guarda posto. Mauro. Ti si fatta una festa scollata, una cappiella che nasce e che Quella è la risposta. Stiva miezza a 3 o 4 chantos e parlava francese a così. Fui la prima che t'accio incontrato, fui la prima a tu t'accio voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a me, ma non chiamami più, hai fatto tu, distrattamente pensa a me. Allora, c'è un classico internazionale, adesso vi confrontate, vi faccio ascoltare una cosa bellissima, che è questa qui, vai Serginio, alza il cursore. Amado mio. La canzone si chiama, aspetta un attimo Gino, aspetta, allora la canzone si chiama Amado mio, la versione, perché io metto queste cose affinché poi la gente se le vada a cercare, se tu mi parli sopra non mi canza, ecco, di disannunciarle. Quello non te lo posso dare. Ti il ringrazio, canto. allora è un gruppo di tendenza e si chiamano Pink, scritto con la K, Martini, se qualcuno volesse. Bene, adesso Napoli non ha paura neanche di Amado mio e risponde, prego. So a cumbaru de stella prima sera, Vai. tutto dragare luce in mezzo mare, una fascia argento sotto i faraglioni, è un mistero in testa notte chiara. Notte silenzio e mo' questa canzone canta volesse a chi m'ha fatturato. Tu luna, luna, Luna da presa che fai suonare l'amore e innamorato. A tua manina mia che sta asciugando e fa l'innamorato un sospiro. Tu luna, luna, tu luna bugiarda, fammi passare sti bene e gelosia e fa che non fosse tutta mia. Tu luna, luna, luna da presa. Colgo l'occasione per fare un saluto su questa canzone, se mi permetti. Prego. Un bacio forte a tuo babbo. Grazie, Oh. grazie, sei sempre un No, pare che signore. la giuristi, capite? Mentre tu facevi questa Devo dire la verità, vedi che l'atmosfera era simile a quella dei Pink Martini, perché se vi andate a cercare il repertorio, insomma, è musica raffinata da terrazza sul mare. Allora, un po' di tempo fa parlavo con Sergio Donati, che ti voglio presentare, un giovane autore, avrà scritto piacere. 5 canzoni, una cosa... scritto? Sì, fa una canzone, una fa più schifinata, ecco. Da uno disco. No, in 10 dischi, si è scritto 5 canzoni. Allora, a un certo punto parlavamo di X Factor, Sergio Donati, eravamo a tavola, lui beveva, a un certo punto mi fa, Siend, ma mica, che canta? Mica è uno di questi giovani, insomma, come si chiamano? I Ma mica giurati. li va a sapere forse. Ecco, no, beh, infatti mica la doveva sapere per forza. Cosa canta Mica? Questa, alza, grazie. Sì. Allora, perché di molti cantanti stranieri, ed è anche il caso di Mica, noi conosciamo soltanto le canzoni. Allora senti la canzone, Te lo fa apposta. un momento.
Senti la canzone e dici, mamma mia, no, la canzone la conosco, non conosco il cantante, questo è mica. Allora, mentre io metto queste cose straniere, Gino Da Vinci, con quella capa che fa fuma, rirreccia, pensa come rispondermi. Dobbiamo rimanere sullo stesso Beh, certo, sulla battuta, prego. Io con te non rappresento niente, stai con me solo un po' di tempo. Quando vuoi tu vieni e ti aspetto, quando vuoi tu vieni e ti aspetto. A me non so ciò che ci metto quando tu morendo zitto zitto fai tra me che stanno ma distratta che con me si perdi in ragione malattia tu sei una malattia tu aspetta vita mia non mi fa vivere sta pazzina e così ti vedi a vita mia come fa vivere quasi la pichettina dice te lo dico io, te lo Infatti, dico. secondo me avete vinto. Noi siamo- Su mica avete vinto. Ce l'abbiamo fatta, Ecco, diciamo. allora adesso li faccio Chiaro, ci riposare. scusiamo per il testo perché all'improvviso Certo, non è che stiamo facendo ci il ricordiamo maestro di tutte. Domenico, anzi lo stiamo... Un bacio maestro. Stamattina di Domenico la stai facendo nera. Alla grande, Alla alla grande. grande. Allora li faccio riposare, poi suoniamo la musica italiana, l'Italia versus Napoli, e metto intanto per farli riposare Pischettiamo ancora più d'Italia. un pezzo di Gino Da Vinci. Alza il cursore. Vinci in versione inaspettata, questa è una canzone che mi piace moltissimo, che si chiama Molto mare, molto mare. Molto mare, molto estate, devo dire la verità. Questa è di Lorusso Donati Sì. ed è arrangiata dal maestro Checco Mamma- D'Alessio. Dio sa- Ci Beh. tengo a dire gli autori. Ah, bene. Spadagnava. Anche perché dopo ti Sì. canterò una canzone insieme a Ciro, una canzone che mi affidò Ciro, che due canzoni ha scritto per me in questa piccola carriera, ne ha scritte due, una simpatica, Sì. che dopo lui ci canterà. E tu gliele hai sbagliate? Due te ne ha date, tu gliele hai Tutte e abortite? due, no, uno è No. proprio alla grande. Ah, io te proprio alla grande. Capito? Bene, allora, il mondo è neomelodico, dalla mia stanzetta a condomini unificati, parchi privati unificati, siamo su 4 canali televisivi, Teleblu e Teleblu Napoli, che sono le televisioni tanto care a Nicola Turco, e sono 2 canali diversi, 171 Teleurania e 636 Marzian TV, che poi è il canale di Sergio Donati, Consuelo Cremato, dove vedete molto spesso le nostre repliche. Ma adesso l'Italia versus Napoli, se chiste non si mettere paura Barbara Streisand, pensate voi adesso che cosa Safire ne fa, però volevo partire con questa canzone italiana, grazie. Cosa combina Gino Da Vinci? La regia mette il quadro fisso lì, per cui non vedete e non spiate, ma lui sta lì veramente il fumo dalle orecchie. In questo caso bisogna sfidare Loredana Bertè, ma non tanto Loredana Bertè quanto una pietra italiana come Sei bellissima. Sì. Poi il fatto lo indovino con uno, cioè, Fanesta pasce padrona crudele quando sospira mai fatta chitarra parlare. arte stu corpo ma una cannella bella quando ti sento a non manare tu piglia l'esperienza della neve l'aria che fredda e mi fa maniare e tu così con me aspra e crudele morte mi vira non mi vuoi aiutare. Bravo Ciro, dillo in tacciso. Io ti odio. Beh, io ti odio. Ma noi ci teletrasportiamo negli anni 60, grazie Serginio. Questo è il nostro gioco, prima il mondo che sfida Napoli, ma adesso l'Italia che sfida Napoli. Lo potremmo sfidare in qualsiasi... Lo so che proprio solo Questa è una facile. canzone che per questo- c'è un garbio, Però questo possiamo fare... facciamo una cosa, facciamo il pezzo che io scrissi per te una ventina di anni fa, quando... madonna.
non soffre lui, soffre lei. Basta, mi sono stancato, già troppo accesa, telefonata mi fa più tu. È stata una spandata da giù pisata, già sono sposato, non lo fa più. Già tengo una famiglia, la mamma tutti i figli, troppo ma chi mi piglia, si tutti e due se me ne a sapere. Come già fare in me tu, sta storia non la reghi più, meglio una freva a 40 che mi conosci tu. Già mia moglie mi marito che non mi capisci più, io che tremo la paura se a telefono c'è tu. Basta scordati che è stata un'avventura tra me e te, trovatillo un guaglione, fai felice pure a me. Già te vedi di sposare e vedrai che cambierà, ti prometto che lui giorno ti venga a cantare. Beh, insomma, Per spesarla, diciamo. Ecco, per spesare Bobby Solo, una lacrima sul viso, devo dire che era Mi hai facile. abbassato il piano. Però adesso con tanto di piano abbassato hai alzato il piano al maestro, ha alzato il piano al maestro. Dagli anni 60 siamo ai... Chi sta parlando? Scusatemi, che urla come un pazzo. Scusate, buono, per favore, grazie, per favore. Allora, siamo nel pieno della sfida. Serginio, alza il cursore, grazie. Italia versus Napoli, cosa vi siete preparati per rispondere? Evidentemente per rimanere nello stesso andamento, questo non l'abbiamo fatto per presunzione. Sì. Abbiamo fatto un altro pezzo che io scrissi per un altro cantante molto, molto bella, per Antonio Boromo. Non c'è niente ma che c'è da fare, tu sei pazzo ma che puoi pensare, e sono sposato già. Tu rimani torna a cominciare, io fossi un pazzo per staccare, non sopportassi più. Che tutti sera è sempre la stessa discussione, tu ritorna a cominciare. Una cena fredda, un dopo a tavola spartata, perché tu hai mangiato già. Addirittura mi fioretti in tuo salotto, insieme a me non può dormire. Stai a scena pazza, però io stasera sono disposta a affrontare tutto, se vuoi tu me ne posso. Ma sta sicuro che si esca che la porta non ritorna a trasì. Io ti conosco, ti farai mille ragioni e chi sbaglia posso dire. Beh, allora ne esco a Ci faccio il pezzi. terzo ma senza sapere testa buona. Perché- L'importante è il risultato. Perché a volte dalle sfide si esce anche a pezzi e bisogna anche saperlo accettare, no? Vabbè, ma da un pezzottato che poi insomma voglio ricevere. Bisogna saperselo dire. Allora, siamo alla fine. Qualcuno prima mi ha detto c'è Mario Da Vinci e c'è una star tra di noi. C'è papà? C'è papà? C'è papà, un momento. Se Papà? qualcuno- Mario, ti posso chiedere un favore? Soltanto, visto che c'è una star tra di noi adesso non abbiamo tantissimo tempo. Però Certo. voglio dire, manca a fare apposta, io l'ho salutato Sì, l'abbiamo salutato prima poc'anzi. della sua venuta. Sensitivo, voglio dire. sensitivo, Ma per la stima e sensitivo. l'affetto e il bene che voglio... No, volevo sapere se può entrare un attimo a salutarci. Non vuole entrare? Non vuole entrare? Ci sta salutando da lontano. Vedi Gino, non ne vuole sapere. No, perché Papà forse... ha detto che è venuto come stava per casa. Bravo, esatto. Con vestiti, la camicia. Ma io lo vedo elegantissimo. E poi dici come si va a casa, non è che è venuto... Manca soltanto il papillon, poi insomma. sono venuto con un bozzo sciso, sono venuto come si No, va, vabbè, pensatene dai. poco, voglio Dai, dire, così sicuramente, elegante. avrà da fare. Elegantissimo. sicuramente. Allora, Lo prima- porteremo qua. La prossima volta. Maestro, soltanto un saluto, se no ci fa parlare a vuoto, se entra un attimo, con gli occhiali. Ma venga, maestro, la prego, non mi faccia fare tutti questi tempi morti in televisione, lei la conosce la televisione. Venga, sta entrando, la porta si sta aprendo, lo vedo. Venga maestro, attento ai fili. Venga. Un Vieni piacere un solo attimo, per vieni un vedere, attimo voglio che è finita. È un piacere solo vederla. Ecco qua, è entrato, sta entrando. Qui maestro, qui. Ecco, allora Ciro Rigione abbraccia Mario Da Vinci, maestro, come sta?
Io non ti vedo da una vita. Lo so, anch'io. L'ultima volta, si ricorda l'ultima volta eravamo fuori al bar, lì al tavolino, c'era un po' di venticello, era quasi estate. Tu o io? Ha offerto Simioli. Va bene lo stesso. Ma allora, maestro. Io sono, sì. Mi prendete alla sprovvista. Alla sprovvista, ovviamente. Io sono passato perché devo prendere dei nastri dal caro. Sì, ma io ho fornito un sacco di roba. Vari festival bianco e nero. Già l'avevamo citato. No, già l'avevamo citato, ma comunque alla fine già eri nel calendario, caro Mario, per cortesia. Ma voi state chiudendo lo spettacolo. Sì, io ma chiudiamo così, tanto perché insomma voglio dire, dai, un poco che sì. Ma siamo ancora che mi piace assai. Metti dei cuffi. No, vabbè. Ma siamo ancora che mi piace assai. Sto desiderio ma più dolce. Non sanno sto giudice di buci. E noi che resti più si te ne vai. E falla ancora che mi piace assai. Sti passi tu mi fanno sagli insieme. Non voglio più sentire che te ne vai, ma voglio sentire dire, balsamo ancora, non me lo sa, non parla, non dirmi niente, non scioppa che sto momento, si motriamo in braccia, non me lo sa, se mi vuoi come ti voglio, non facciamo che sto sbaglio, che a noi ci fa dannare. Non me lo sa, si guarda una pazzia che distrugge la vita mia e non mi fa più campare. Oh, bene camerata, anima mia, si chiama amore eterno. Lei ci riporta in bianco e nero, che onore. Signore, veramente. scusatemi perché io non prevedevo questa mia performance. Ma le cose belle sono all'improvviso, dai papà. Ma sono felicissimo. Dammi una scenda, babbo, è una cosa all'improvviso. E te pareva? Allora, con la promessa... Innanzitutto io voglio salutare tutti gli amici che danno qualche cosa di più alla nostra canzone napoletana, perché ovviamente viene bistrattata. Io sono uno che non ha i pelini sulla lingua dalla RAI e quindi io voglio dire che la canzone napoletana è quella che fa conoscere l'Italia nel mondo. Molto bene, molto bene. Allora, con la promessa che Mario Da Vinci tornerà, così facciamo una puntata intera. La settimana prossima tornerà, ecco. già avevo il calendario. Però, allora, voglio dire. Mi sei d'accordo con l'amministratore Mila? No, io mi sono d'accordo con mamma che mi ha dato una cosa di sorda. Maestro, mi dedica 5 minuti della sua vita perché io devo fare una sorpresa. Ma sai, io allora, mi sembra brutto. Persona. Ma Ciro ti ama, ti vuole bene. Ma Ciro è stato un guaglione, spacca a Napoli, suonava solo lui. Il papazzo dice sempre. Allora, mi è dispiaciuto soltanto una cosa, che tu scema carito che si chiama Ciro Ricci, tu devi la cagnone. Sì. Quindi non vedo la ragione, comunque poi ne parleremo. Allora, dicevo una cosa, se lei mi regala 5 minuti della sua vita, perché c'è una persona... No, mi devi dare del tu, lei non esiste. Allora, regalami 5 minuti, vai. Perché c'è una persona che stravede per te, che adesso insomma questo momento che abbiamo realizzato lo manderà in onda milioni e milioni di volte. Io vorrei far entrare un momento Nicola Turco, perché ti vorrei far sentire questo giovane cantante, se tu me lo permetti. 5 minuti Mario, soltanto 5 minuti. Nicola, grazie. Nicola. Se ti fiondi perché il treno passa solo una volta nella vita. Solo un miracolo, da San Vincenzo alla sanità. Allora. Sto guaglione caro lo conosco da ben quasi 30 anni, quando esisteva Radio Spacca Napoli, perché io per 25 anni
ho decantato Napoli nel mondo attraverso i nostri microfoni e mi fa molto piacere che tu stai continuando a portare e ti fai un cuore così babbo, da una vita. Voglio dire, quando mi ha chiamato questo signore per avere dei filmati che non c'erano in circolazione, io ho dato un sacco di cose belle, perché lui veramente si fa un cuore così e ama Napoli più della sua vita. Allora, Mario, adesso facciamo una sorpresa, lui canta e canta anche molto bene. Tu adesso tieni tante cuffie a capo, io gli faccio cantare qualcosa. L'altra volta cantò Innamorate te, una cosa del genere, e io replicherei, perché lui deve dare il meglio di sé davanti al maestro Mario Da Vinci. Canta Nicola Turco. Non t'ha da chiara per amare minuti, io non riposo più, come triste che va bene come a me, ma sono innamorato a te, come gli amici miei, t'ho incontrato perché, ma come te sì, ma caso sincero, non posso volere bene. Ma chiagnere in tuo cuore si parola che non t'ho detto mai, amore mio, che faremo sì per me, ma sono innamorato. So bene con me, Mario Da Vinci, senti una cosa, adesso tu hai tutta l'esperienza e la popolarità per dire quanti cantanti sanno a sta casa, dici Mario? Ma secondo me no, facciamo prima di richiedere rimanenti. Voglio bene. Ecco, chi sa da sta allora, casa? ognuno ha la sua personalità. Sì, Mario, sì. Dunque non parliamo di chi deve rimanere a casa, No. perché sennò mi riceveranno a rimanere. No, dico. Sei bello, babbo. Allora, parliamo di lui, che è una cosa stupenda, Sì, anche perché stiamo nei giorni solenni del buon Dio che ci dà la forza di combattere, e quello è un combattimento continuo con chi vuole magari cantare ma non ha la possibilità di cantare, perché c'era una certa Rita Pavone tanti anni fa, e che fortunatamente sta ancora a galla. Sì. Allora a un certo punto i bambini dicevano: papà, mi compri il pallone? E allora, perché si credevano che tutti quanti potevano cantare come Rita Pavone, ma comunque nessuno vieta ai ragazzi che nascono di cantare, di ballare, perché la cosa più bella è cantare e ballare. Però se avete il talento andate avanti, non vi fermate mai, perché noi abbiamo bisogno dei giovani, perché i giovani sono quelli che porteranno la bandiera della nostra canzone italiana, napoletana nel mondo. Quindi viva i giovani, e tu veramente mi hai... Grande Mario! Scusami che ti do le spade. No, fallo, fai quello che vuoi. Allora ti dicevo, io non sapevo che tu cantavi,
E ovviamente quando mio figlio Gino disse, sai chi è Nicola così, ma chi Nicola? Nicola così così, è turco, ma perché Nicola canta? Tu veramente puoi cantare e puoi dare lezione a chi magari attraverso la musica non esprime, perché ognuno canta ma non sa quello che sta dicendo, perciò Dio perdoni coloro che non sanno quel che cantano. Ecco, allora Però voglio dire una cosa che io lo conosco parla qua, Ciro, da parla tantissimi qua. anni a Nicola. Lui si trova a fare televisione, proprio per la passione del canto che aveva, perché mi ricordo, noi parlavamo prima in regia, lui aveva una stanzetta piccolissima dove faceva già la televisione là e c'aveva un impianto dove lui si dilettava a cantare là dentro. Io dicevo sempre, ragazzini, eravamo ragazzi tutti tu, e dicevo Nicola, ma perché voi cantate? Che ce fa? Però la sua ambizione, la sua passione della televisione, che lui ama fare questo, la televisione, era proprio il fatto di voler cantare, però non si è mai lasciato andare. Ma non lo sapevo che cantava così bene, ma la parola d'onore te lo giuro sui miei figli, non inizio... dammi a fare un disco pure a te. Ma allora mi conosco, io non ho peli sulla lingua, perché sono 60 anni che faccio sto mestiere, diciamo una grande professione, perché la cosa più bella è che gli artisti si comandano da soli. A mattina non è che riuscirai a dire a che ora c'è io a fatica, no. Chiudiamo insieme, dai, chiudiamo insieme. Aspetta, Allora da questo momento, un momento solo, se mi permettete, sì, ti auguro tutto il bene del bene in mondo, questo mondo. pace e bene, vita, Fratello, prosperità ricordati e che devi benessere morire. da frate da Vinci. Allora, senti, la sorpresa a Nicola Turco è fatta, gli abbiamo cambiato la giornata, lievitano un momento cuffie, dalle a Ciro Rigione perché ne approfitto, c'è sta Mario Da Vinci e mi rubo altri 5 minuti. Maestro, ti volevo presentare un attimo un altro giovane cantante che si chiama Ciro Rigione, che come Sergio Donati ha scritto 5 canzoni. Ecco. Guarda che adesso vogliono la ci battezzati a radio, figurati un poco, quanta cantanti di Chis, a cominciare da Nino D'Angelo, da Alessia, tutti quelli che stanno in auge, Allora. e ne sono fiero e felice perché vedo che questi ragazzi emergono quotidianamente, e l'unica cosa che mi sono dispiaciuta, perché non è che io non vi segui, faccio la vita vostra, E io per questo quando e dalla mattina alla sera sto incollato a questa televisione, perché questo veramente è un ragazzo eccezionale, ma non che il violino, che tu su 40 rapini, chi vanno a fare, a non so chi... Allora a un certo punto sono bello e felice, mio figlio mi spezzi in parole. Comunque, allora, quando io seppi che questo qua, non so chi è, insomma, che si spacciava come cantante, che poi non c'è mai sentito e mai sentito. Ma c'è rimasta in capo questa storia, Ciro No, Rigione? no, è perché io ci tengo per coloro che si fanno il QQQ, il cuore. sto cagando stamattina. Così, e allora a un certo punto mi dispiace, perché sono ragazzi che hanno dato, danno, e poi oltretutto lui è veramente un autore eccezionale. Quindi complimenti, e complimenti, stamattina mi fate regriare. Mi hai fatto contento, perché tu non è che canti così, tu puoi cantare, fai un bello disco, perché tu meriti tutto. Allora, scusate solo una cosa, la volevi finire che papà parlava e tu con questa atmosfera sotto alla Dario Argento? Ecco, sì. Allora, no, volevo vogliamo chiudere con un pezzo di Ciro che canta dal vivo per me, per Mario Da Vinci, anche per te, anche per Nicola. Certamente, perché Ciro, l'ospite è Ciro Rigione. Ciro Rigione, Stamattina sono felicissimo perché Sì, ma fa conto che a 5 minuti ti chiami Ciro Ricci, basta. No, leva ma... aspetta, Mario Da Vinci. volevo dire, sì. l'ho detto 10 minuti prima della sua apparizione, l'ho visto entrare. Stavamo giocando un pochettino musicalmente con delle cose e c'era un pezzo che abbiamo cantato insieme, però mi ricordava molto Mario Da Vinci. Sì, no, quello è il mondo, Mario, quello è il mondo, non è la palla. Mario, È diventata la palla, però. È il mondo quello. Avete due palle, No, più grosse. ma due mondi. Che l'è da Mario. su e che l'è da che è tutto colpa di Sergio Donati, queste palle che mi siamo E quindi la stima e l'affetto che io tengo nei riguardi di Mario Da Vinci, e al di là del mondo, dell'attività artistica, voglio dire, lo voglio bene come persona proprio di famiglia, quindi Io so che anche altro figlio mio ti vuole bene, Salva pure va insieme, ma pure io voglio bene a loro, che io con Ciro quando mi incontro non è che ci incontriamo Ciro Rigione e Ciro Da Vinci, oppure Sal Da Vinci, Stai tranquillo. ci incontriamo i frati perché siamo cresciuti insieme, veramente. No, ma chi è mio figlio? Chi?
Quando chiama qualcuno fratello, dice ma quanta figlia tengi? Ciro, cantiamo se non mi tagliano tutti i collegamenti. Se non mi tonalità chi la papazza per te? No, una cosa del genere. Sì, grazie, grazie. Chi va pazzo per te, te pensa sempre, chi va pazzo per te, non sa innamora, non sa saputo scordare, le passe tue, tu sonno senza dormire, suo cuore suo. Chi va pazzo per te, te pensa sempre, chi va pazzo per te, non ha riposo, nato non è come a te, c'è nata cosa, niente non può spezzare, visto di cuore. Cercate di capire, sta quasi per morire. La pazza per te, te pensa sempre, non ti sapi scordare, te pensa sempre, la pazza per te. A posto. Ok, allora... grazie a tutti, Mario Da Vinci sicuramente ritorna e così facciamo una puntata interamente dedicata a lui e parliamo anche della radio. Invitatemi pure a me. Mario, certo, come no, Ciro Rigione che è sempre più un piacevole incontrare. Già come ospite seduto, senza parlare, senza fare niente. Che bellissimo, faccio festa! Grazie a Gino Da Vinci, a Sergio Donati. Sì. Io non vedevo a quel signore che ha gli occhiali. Sì, Mario Il Ribello. suo nome come si chiama? Oh, Mario Ribello. Mario Ribello. Come si chiama il signore? È Vincenzo Guida. Ecco, non lo vede da 30 anni. Perché te ne so che capito. No, io quando lui era un cacciatore. Non mi capisci? Chi era? Allora si va a Milano all'hotel, al Teatro Spenale, uno dei più grandi teatri. E lui venne e dice, ma che fai cano? Sono molto cano. Cacchiere lui, dice ti. Mario, non sgammiamo, ti prego la gente. Allora, da Mario Da Vinci ritorna, grazie a Gino Da Vinci, Sergio Donati, Consuelo Cremato, Nicola Turco e vorrei chiudere con un disco lancio, se fosse possibile. Serginio alza il cursore, grazie, che parte. Ciao. Alex Moschetto che canta Mo e ci vediamo domani mattina. Ciao Sergio Nota, la festa l'ho già detta, non tengo tempo. Ma salutiamo anche la signora che prima ha insistito a farmi entrare qua. Grazie a tutti. La signora Consuelo, se non era, vero?